Sul tappeto la possibilità di sforare il patto di stabilità anche alla luce delle decisioni ieri dell'Unione Europea. Ma è reale, se il governo non deciderà di allentare il patto e quindi di lasciarci pagare fatture per beni e servizi che comunque i veneti hanno dato alla regione, noi dovremo sfondare il patto di stabilità. Ma questo lo faremo assieme ai comuni, perché io spero che si riesca a fare un fronte comune in modo tale da evitare tutte le ritorsioni che ci sono già previste per legge. Dovete farlo in gruppo perché altrimenti ci sono dei rischi, no? Ma sì, spieghiamolo ai premi Nobel che vanno a fare lezioni in giro per l'Italia senza sapere di cosa parlano. Chi sfonda il patto di stabilità ha un taglio dei trasferimenti, significa che la Regione Veneto avrebbe meno trasferimenti da Roma e il ricorso alla Corte dei Conti per danno erariale. Allora, se lo facciamo da soli si va al massacro e alla fine facciamo danni ai veneti. Se lo facciamo tutti assieme Roma non ci manda i carri armati, questo è poco ma sicuro. Euroregione e Commissione giuridica che si insiedia oggi pomeriggio per verificare la fattibilità di un referendum per l'indipendenza, che rapporto hanno? Beh, è un rapporto di grido d'allarme di un territorio che ormai non ce la fa più e quindi da un lato la macro-regione è un grande accordo solidale tra istituzioni importante per tutto il nord, dall'altro anche la necessità di dare una risposta ai tanti cittadini che ci chiedono del referendum in modo tale che si riesca a verificare da un punto di vista scientifico e giuridicamente sostenibile la fattibilità o meno e come si può fare tutta la partita. Il Veneto ha analogie anche con altre zone europee che richiedono l'indipendenza. Beh, noi abbiamo una grande analogia che è quella con la Catalogna, quindi stiamo parlando della Spagna. Anche loro hanno una Costituzione nazionale che impedisce la convocazione di un referendum. Si tratterà di capire poi rispetto agli accordi internazionali, rispetto a tutto quello che conosciamo, che è stato prodotto da giuristi, da parlamenti, tipo dall'ONU, eccetera, se si potrà convocare il referendum oppure no. Indire il referendum oppure no. Ecco, sulla politica ieri si è dimessa Maria Rita Busetti, la segretaria della Lega di Vicenza, un ennesimo strappo. No, guardi, questa è una partita che riguarda la Lega Nord di Vicenza, le loro dinamiche non le conosco e si è dimessa e come accade sempre poi sarà il partito a riformulare una nuova squadra. Presidente, in tema di sanità, i tagli alla sanità convenzionata rischiano di incidere sulla sanità pubblica. Ecco, una manifestazione domenica in tutto il Veneto per chiedere di rivedere il decreto. Io solo una parola, io ho incontrato martedì e ho detto che si sarebbe fatto un tavolo già da questa settimana. Sono passati 6 giorni, il tavolo si è già tenuto ieri. Per cui non so, le proteste le rispetto, però so anche cosa ho detto, per cui mi aspetto che si chiuda con un tavolo tutta questa partita, poi se uno vuole protestare è libero di farlo. Ultime ore per il bilancio, un bilancio che le dice anticrisi. Beh, è un bilancio che guarda gli scenari che ci aspettano dando un giusto peso alla crisi, che non è più un diletto di discussione da salotto, ma è reale, c'è 165.000 disoccupati, non sono bazzeccole, e un giovane su 4 sotto i 30 anni disoccupato e 2 sono precari. Direi che proprio per questi fattori il bilancio darà un segnale importante rispetto a un pacchetto di misure anticrisi. Presidente, mi invito alla DS a pagare multe in laboratorio, no? Per lavoro in nero. Ci sta lavorando il sindaco, la provincia, i sindacati, penso anche la regione sia. Beh sì, questa è una situazione molto intricata e io direi che varrebbe anche la pena di fare anche un altro ragionamento. Mi rendo conto che siamo nell'alveo di un comportamento ritenuto illegale che va rispettato, però in momenti nei quali c'è questa difficoltà gli unici da non punire sono i lavoratori. E non entro nel merito IS paga, IS non paga, faccio un altro ragionamento, che forse sarebbe qualcuno altro che dovrebbe aver pietà dei nostri lavoratori. I sindaci del Cadore e del Bellunese sono incazzati per i treni e stanno per mandare alla Presidenza della Regione una lettera in cui dicono dal 2014, quando viene meno il contratto di servizio con Trenitalia, la Regione bandisca una gara solo per le linee non elettrificate, quindi privatizzi in sostanza le linee per Belluno per esempio. Beh, innanzitutto ricordiamo che questa è una gara che abbiamo in piedi, ereditata, che non è frutto di nostre decisioni. Sicuramente con la fine di questo contratto di servizio dovremo guardare anche il panorama dell'offerta a livello internazionale. Penso che sarà logico provvedere ad una gara che risolva tutti i problemi che abbiamo avuto.